50 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte nella Castellana, da Asolo a Riesepio X, un centinaio quelli effettuati dalla Protezione Civile nella sola Castelfranco Veneto, dove ieri sera si è verificata la situazione più critica. Erano circa le 19:30 quando è esondato il torrente Avenale, una bomba d'acqua che, sommata alle piogge intense di questi giorni che già avevano in buona parte riempito i bacini di laminazione di Salvarosa e Godego realizzati dopo l'alluvione del 1998, ha fatto tracimare il torrente con l'acqua arrivata fino in piazza Giorgione. Parzialmente allagato il piazzale del vecchio ospedale, a rischio la casa di riposo Sartor, strade come fiumi, e per Castelfranco è iniziata una lunga notte. L'apprensione è durata fino alle 2 perché con la visita alla cassa di espansione dei Prai di Godego, la chiamiamo così, è preso atto che era piena come non mai, mi hanno detto i sorveglianti, e l'Avenale è ancora alto. C'è stata la preoccupazione fino a stamattina. Un po' la situazione adesso si è normalizzata e sta rientrando. Attendiamo di vedere come si evolverà il meteo e speriamo che non succeda un'altra volta come ieri sera. Decine e decine di sacchi di sabbia per bloccare l'avanzata dell'acqua, come qui alla casa di riposo. L'acqua continuava ad entrare all'interno del centro e quindi c'era il problema che appunto questa potesse raggiungere la centrale elettrica e creare appunto dei danni irreparabili per noi. E per fortuna non è stato così. Non è stato così perché appunto prontamente hanno messo dei sacchi di sabbia. Sacchi che hanno permesso di attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco e di sventare il peggio. E mentre si è risolto un altro fronte che ha fatto temere, quello del Muson dei Sassi, si fa una prima stima dei danni di cui ora privati cittadini e attività economiche dovranno fare una relazione dettagliata da consegnare al Comune. Mediamente un scantinato, i danni impianti piuttosto che mobilia, una decina di migliaia di euro ci vogliono tutti, quindi si fa presto a fare 10.000%, fa 1 milione. Quindi io ipotizzo, stimo che possa essere quella, anche se bisognerà attendere tutte le richieste di danni per avere il conto preciso.